cantiere, va. Siamo nella chiesa degli Ognissanti e della Santissima Trinità di Venezia. Oggi in questa chiesa c'è una novità. La chiesa ha ricevuto un dono di un artista tedesco, Günther Wolf, di cui Fra Tarcisio è un caro amico. Oggi dobbiamo non vivere di ricordi, ma dobbiamo cercare di essere noi i fattori, i costruttori. Ma tutto questo ci viene proprio a pennello perché noi abbiamo avuto anche un pittore che si è fermato qua a Venezia. Io l'ho incontrato e l'ho conosciuto e si è fatto conoscere anche lui la bontà, il gesto, diciamo l'altruismo, il dono, e difatti ha cominciato a pitturare alcune cose e le ha donate alla Chiesa. Ultimamente ha cercato di effigiare l'immagine di Cristo che scende agli inferi. Noi lo vediamo che è uno scoppio di luce, è una realtà illuminante, ma anche di movimento, senza stanchezza, quasi come una danza. Se lo guardiamo bene c'è un sorriso che indica un po' luce, un po' dappertutto. Poi c'è questo tirare su Adamo ed Eva che ci fa capire come in realtà la presenza di Dio non sia il giudice, il potente che col braccio teso caccia via i nemici, ma è l'amore. L'amore è una parola che il Figlio Gesù ha saputo esprimere e che il pittore Wolf Günther ha saputo dare e arricchire, diciamo, questa Chiesa. Ma ve lo dirà lui il significato adesso del quadro. Lo appoggiamo per terra sopra le sedie. Cosa significa Gesù per me? È stato scritto che durante il suo riposo nel sepolcro Gesù scende all'inferno, Sheol, per redimire le anime dei santi biblici in attesa, ma libera anche i nostri progenitori, Adamo e Eva. Cancella così la colpa iniziale dell'uomo. Questa è la storia e questi sono i personaggi nel mio quadro. A sinistra Ester, la regina di Saba, Davide, Salomone, Virgilio e Platone. A destra Isaia, Mosè, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe e Ruth con un proprietario di grano. Tutti peccatori come noi, ma concentriamoci sul loro Redentore Gesù che muore sulla croce e risorge il terzo giorno. A parte della storia, cosa significa Gesù per me oggi? Non l'ho visto e non posso vedere con i miei occhi, almeno davanti a me in carne e ossa, ma lo posso vedere con la mia anima. Chiudendo gli occhi lo vedo un Gesù tutto spirituale, il vero Gesù, un corpo rilasciato che senza faticare i muscoli alza Adamo e Eva. Sembrano volare insieme come una fiuma danzante con l'odem che soffia dall'alto, un richiamo del nostro unico Padre, Dio il Creatore. L'anima si ricorda della sua culla, della sua origine, da dove viene trovato tutta la bellezza, e Gesù è l'incarnazione di questa meraviglia.
ci aiuta a guardare e vedere il mondo con i suoi occhi. Insomma, il nostro Gesù è quello del quadro, che mi trasmette una armonia di pace, ma questo che mi colpisce di più è questa forza che viene da quest'uomo, una forza tranquillizzante, e questa forza interiore che colpisce il mio cuore. È proprio il contrario della forza violenta che ciocca con le armi, fa vedere i muscoli. Sono tranquillo, quasi felice, ma mi alzo e vedo questo viso con i suoi occhi leggermente sorridenti che mi guardano, come a dire: continua a parlarmi, ma vive la tua vita, è troppo bella. Beh, anche un po' faticoso, ma è proprio questa fatica che ti fa sentire vivo. Ah, sei preoccupato per la tua resurrezione, ma non ti ho fatto ancora vedere come si fa?